ci danno questo contentino di fare il Natale e il Capodanno, ma le parlo per me, io personalmente rinuncerei anche al Natale e al Capodanno per poter lavorare tutte le sere nel mese di dicembre. È arrabbiato il presidente dei ristoratori di Vicenza. Le chiusure serali dei ristoranti rischiano di mettere definitivamente in ginocchio la categoria. Il mese di dicembre è quello dove si concentrano le cene aziendali, di auguri, piuttosto che delle famiglie. Non lavorare significa perdere il 20% del fatturato. In questo anno molti si sono avventurati sulla strada del takeaway o del delivery, ma è servito a poco. Oggi siamo in una condizione in cui c'è qualcuno che sta abbandonando addirittura questa opportunità, perché si è reso conto che è difficile e che rende poco. Un bilancio economico fino a qui disastroso, un anno, il 2020, talmente anomalo che è impossibile da definire, le prospettive appaiono incerte. La prospettiva al momento è nebbia totale. Ci parla già addirittura di andare oltre metà gennaio. Non credo sia questa la risoluzione del problema, l'ho detto più volte. I ristoranti sono luoghi sicuri dove, controllando le cose come sono state controllate fino adesso da parte nostra, penso si possa lavorare serenamente. Così invece siamo alla canna del gas.